È in continua ascesa il numero degli immigrati in provincia di Treviso, che quest'anno ha superato la soglia delle 100.000 unità. Un trend in rallentamento, ma pur sempre in crescita, se pensiamo che nel 2002 gli immigrati erano 41.000, per poi diventare 99.000 a fine 2009 e per attestarsi a 102.500 a fine 2010. Questi alcuni dati emersi dall'analisi statistica compiuta annualmente da Anolf, CISL e Caritas, che fotografa in maniera eloquente la situazione. Nonostante la crisi, quindi, gli stranieri aumentano e nella diocesi di Vittorio Veneto la percentuale di immigrati, 12,06%, è più alta rispetto a quella della provincia di Treviso, che pur si attesta tra le più elevate in Italia. Al 31 dicembre 2010 gli stranieri residenti in diocesi sono 43.711, di cui 11.275 minorenni. Il dossier immigrazione per la diocesi di Vittorio Veneto è stato presentato giovedì 29 ottobre in seminario vescovile, alla presenza del vescovo Corrado Pizziolo e con la partecipazione del procuratore di Treviso Antonio Foiadelli. A introdurre l'incontro Don Ferruccio Santa, responsabile della Caritas diocesana. Ecco, basti pensare una cosa sola, che nel 2010 i casi di cittadinanza immigrati per residenza o matrimonio sono stati 40.000. Ecco, e un'altra cosa da sottolineare è questo: pensiamo all'immigrazione, ma ecco, i lavoratori immigrati che sono determinanti in diversi comparti produttivi. Pensiamo un po' alle badanti, ecco, sono 1,5 milioni qui in Italia che assistono le nostre persone anziane, 1,5 milioni. Ecco, e quindi sono delle persone che lavorano, che sono qui con noi, che rimarranno, una buona parte rimarrà qui con noi. Ecco, allora, ecco, la Chiesa attraverso questa pubblicazione, questo dossier, ecco, ci invita a guardare bene, ecco, questa realtà, per meglio conoscerla, per anche togliere dei pregiudizi. 3 sono gli aggettivi che illustrano bene il fenomeno dell'immigrazione, secondo Don Ferruccio Santa. È un fenomeno che ha sorpreso, un fenomeno che ha inquietato. Ci poniamo tanti interrogativi, è un fenomeno che inquieta ancora, pensiamo a certe reazioni. E il terzo aggettivo è questo: un fenomeno che ci ha arricchito. Leggendo attentamente i dati Caritas ci si accorge del divario netto tra la realtà e la conoscenza che della realtà ha la popolazione. Come si configura quindi la tipologia di immigrazione presente sul nostro territorio? Lo abbiamo chiesto al sindacalista Maurizio Cecchetto del centro studi CISL. La nostra è immigrazione del lavoro. La crisi sta un po' sconvolgendo il mercato del lavoro e quindi il problema che ci poniamo è di capire questi cambiamenti sul mercato del lavoro come si rifletteranno sul fenomeno migratorio, quindi sul consolidamento di questa realtà. Probabilmente ci saranno meno opportunità di lavoro, c'è il rischio che gli immigrati siano i primi, come si è dimostrato anche in questo periodo, a perdere il posto, con il rischio poi di cadere anche nell'irregolarità perché non possono rinnovare il permesso di soggiorno. Quindi questa è una dimensione, meno opportunità. Poi c'è anche il fatto che dopo 20 anni di permanenza in Italia, perché tanti immigrati sono qui da parecchio tempo, hanno anche acquisito elementi di professionalità tali per cui possono essere anche dei competitori rispetto a colleghi italiani. Quindi la preoccupazione è che crescano anche i conflitti, possono crescere i conflitti e quindi serve che il sindacato, le imprese e anche la società si organizzi per prevenire e per gestire queste situazioni. Ecco, per il momento la crisi non ha allontanato gli immigrati, se non in qualche piccolo numero, insomma. Però la crisi li sta mettendo in sofferenza perché si riducono i redditi delle famiglie, quindi crescono le difficoltà, si riducono anche le rimesse nei confronti dei paesi d'origine e c'è questa tensione
sul rischio anche della permanenza del requisito per il permesso di soggiorno. Il procuratore di Treviso Antonio Fogliadelli nella sua riflessione ha interpretato i dati alla luce delle presenze degli immigrati nel carcere di Treviso. Ho semplicemente cercato di razionalizzare un dato che, preso nella sua semplicità, autorizzerebbe delle conclusioni assolutamente sbagliate. È vero che nei carceri, almeno da noi, gli stranieri sono più degli italiani, ma questo non significa assolutamente che siano più delinquenti degli italiani, e ho cercato di spiegarlo in questa serata. Intanto suddividendo gli stranieri per i vari paesi di provenienza, e soprattutto cercando di dimostrare con i dati, che parlano molto più chiaro delle opinioni, che in verità la percentuale di incidenza della devianza e quindi del crimine nell'ambito dell'immigrazione non è un dato significativo, ecco. Se si toglie da tutto questo il fatto del reato di immigrazione clandestina, che è stato cancellato dal nostro ordinamento. Come vede la situazione dell'immigrazione in diocesi? Intanto mi ha colpito il fatto che nella nostra diocesi la percentuale degli immigrati sia più alta addirittura della media della provincia di Treviso, e più alta della media del Veneto, e molto più alta che dell'Italia, quindi siamo una zona di notevole immigrazione. Questo, come abbiamo detto, può costituire certamente dei problemi e delle tensioni, ma io sono convinto che costituisca anche delle opportunità e delle risorse preziose per noi. Come dovrebbero comportarsi le nostre comunità nei confronti appunto del fenomeno dell'immigrazione? Intanto dovrebbero superare quell'atteggiamento pregiudiziale di paura e di rifiuto che a volte può spontaneamente prendere qualche persona o qualche gruppo. Ecco, credo prendere le distanze da questo, essere realistici nell'accoglienza di queste persone, chiedendo a loro di rispettare le leggi e di inserirsi il modo migliore possibile nel nostro ambiente, anche favorendo attraverso forme di amicizia, di rispetto e di contatto e di relazioni questo inserimento, perché il problema che è più positivo per noi e per loro è proprio quello che possano trovarsi dentro a una realtà in cui si sentono accolti e in cui possono inserirsi e quindi integrarsi. Infine, un ultimo dato del tutto eloquente. La percentuale dei neonati stranieri sul totale dei neonati in diocesi si attesta al 25,94%, segno tangibile di una società sempre più multietnica.